L'attentato del 14 luglio 2024 contro Donald Trump durante un comizio in Pennsylvania ha suscitato reazioni di sgomento e solidarietà da parte di leader mondiali. Il presidente USA Joe Biden ha espresso il suo sollievo per il fatto che Trump sia al sicuro, condannando fermamente la violenza politica. Barack Obama ha sottolineato l'importanza di mantenere la civiltà nel dibattito politico, augurando una pronta guarigione a Trump. La premier italiana Giorgia Meloni ha espresso solidarietà, auspicando un clima di dialogo e responsabilità nella campagna elettorale. Matteo Salvini ha manifestato vicinanza a Trump e ai presenti all'evento. Anche il segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, ha condannato l'attentato, ribadendo l'importanza della difesa dei valori democratici. Il presidente cinese Xi Jinping ha offerto solidarietà a Trump, mentre il primo ministro britannico, Keir Starmer, ha condannato ogni forma di violenza politica. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, hanno anch'essi espresso il loro sconcerto e condanna per l'episodio. Inoltre, leader di altri paesi, tra cui il premier canadese Justin Trudeau, il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva e il presidente argentino Javier Milei, hanno tutti sottolineato la necessità di respingere la violenza politica e difendere la democrazia. L'ONU ha lanciato un allarme riguardo ai vaccini infantili, evidenziando un calo preoccupante nella copertura vaccinale a livello globale. Negli ultimi anni, la pandemia di Covid-19 ha aggravato le difficoltà di accesso alle vaccinazioni, con molti servizi sospesi o ridotti. Questo ha portato a una diminuzione della copertura vaccinale, esponendo milioni di bambini a malattie prevenibili come il morbillo e la poliomielite. Secondo l'ONU, 13 milioni di bambini nel mondo non hanno mai ricevuto una vaccinazione. Le maggiori difficoltà si riscontrano in paesi affetti da conflitti, povertà e fragilità, dove l'accesso ai servizi sanitari è limitato anche in tempi normali. L'Organizzazione Mondiale della Sanità sottolinea l'importanza di migliorare l'accesso alle vaccinazioni per evitare focolai di malattie potenzialmente letali. Per affrontare questa crisi è necessario un impegno globale per rafforzare i sistemi sanitari e garantire che ogni bambino, indipendentemente dal luogo di nascita, abbia accesso ai vaccini salvavita. Investimenti in risorse e infrastrutture sono cruciali per raggiungere questo obiettivo e proteggere la salute dei bambini in tutto il mondo. Dopo diverse ore di ricerca, i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di uno dei due giovani scomparsi nelle acque del Brenta, a San Martino di Lupari, in provincia di Padova. La vittima è un uomo di 30 anni di nazionalità romena, che si era tuffato nel tentativo di salvare un 23enne cingalese in difficoltà per la corrente. Secondo i testimoni, il giovane cingalese si era immerso per primo, trovandosi subito in difficoltà. Vedendolo in pericolo, il 30enne romeno si è tuffato per cercare di salvarlo, ma entrambi sono stati travolti dalla forte corrente e sono scomparsi alla vista. Il drammatico incidente è avvenuto in un tratto del fiume noto per la sua pericolosità, a causa di gorghi e avvallamenti del fondale, nonostante il divieto di balneazione spesso ignorato, soprattutto dagli stranieri durante le giornate di grande caldo. La scena della tragedia è stata osservata da diversi presenti, tra cui la fidanzata del ragazzo cingalese che ha raccontato: al mattino di Padova, gli ultimi momenti del compagno. Lui era andato a bagnarsi nel fiume, ma a un certo punto ha avuto difficoltà a nuotare. Allora è intervenuto un altro ragazzo romeno che stava cercando di recuperare un pallone finito in acqua. Lo ha visto in difficoltà ed è entrato in acqua per tendergli una mano, ma poi la corrente del fiume li ha portati via entrambi. Un altro testimone ha descritto come uno dei ragazzi abbia cercato di raggiungere la riva prima di essere inghiottito dal fiume. Questo incidente richiama la tragedia avvenuta il 31 maggio sul Nastione, in Friuli, dove 3 amici persero la vita, sorpresi dall'improvvisa piena del fiume. 2 alpinisti sono morti dopo essere precipitati in Val Ferret, nei pressi di Courmayeur. Le vittime, parte di un gruppo di 3 alpinisti, stavano affrontando una scalata quando sono caduti. Il terzo alpinista è sopravvissuto all'incidente riportando ferite, ma non è in pericolo di vita. Le operazioni di soccorso, coordinate dal Soccorso Alpino e dalla Guardia di Finanza, sono state immediate, ma purtroppo non è stato possibile salvare le 2 vittime. Il sopravvissuto è stato trasportato all'ospedale di Aosta per le cure necessarie. La tragedia ha scosso la comunità alpinistica, evidenziando ancora una volta i rischi associati a questo sport. Le autorità stanno indagando per chiarire le dinamiche esatte dell'incidente e per capire se vi siano stati errori tecnici o condizioni avverse che abbiano contribuito alla caduta. Questo incidente sottolinea l'importanza della sicurezza in montagna e l'attenzione alle condizioni meteo e ai percorsi scelti dagli alpinisti. Un recente report della Polizia di Stato ha rivelato un allarmante aumento del 5% nei casi di violenza domestica contro le donne nei primi 6 mesi del 2024. Questa crescita riflette una tendenza inquietante che richiede interventi urgenti da parte delle istituzioni e della società civile.
L'analisi dei dati mostra che il fenomeno della violenza in famiglia continua a essere una realtà diffusa e drammatica. Le vittime sono spesso esposte a ripetute aggressioni fisiche e psicologiche, con gravi conseguenze sulla loro salute e sul loro benessere. Le autorità stanno intensificando gli sforzi per combattere questo problema, attraverso campagne di sensibilizzazione, supporto alle vittime e misure legali più severe contro gli aggressori. Tuttavia, è fondamentale che anche la comunità si mobiliti per promuovere una cultura del rispetto e della parità di genere, al fine di prevenire ulteriori episodi di violenza. La lotta contro la violenza domestica deve essere una priorità condivisa da tutti, per costruire una società più sicura e giusta per le donne.